Al cimitero di Favara inizia a farsi pesante la problematica relativa all'assenza di loculi per le sepolture. Dallo scorso 28 agosto i decessi registrati nella città dell'Agnello Pasquale sono stati 14. Attualmente nella camera mortuaria del Camposanto ci sono 8 salme. Per gli altri 6 defunti i familiari hanno trovato momentaneamente ospitalità nelle cappelle gentilizie di parenti o amici. Intanto ieri sono state gettate le basi della nuova sezione, ma per il suo completamento si dovrà attendere ancora dell'altro tempo. E non calcoliamo le possibili piogge autunnali che potrebbero condizionare le giornate lavorative degli operai. Una volta completata la sezione, i loculi disponibili sono 100. Da un semplice calcolo, se il tasso di mortalità rimarrà invariato nella seconda decade di gennaio, questi 100 loculi potrebbero essere già occupati. L'emergenza sepolture al cimitero di via Capitano Callea quindi potrebbe continuare anche dopo la realizzazione della nuova sezione. Non secondari i problemi di carattere igienico-sanitario derivanti dalla permanenza delle bare nella camera mortuaria e nelle varie cappelle. In queste ultime infatti non viene fatta l'effettiva tumulazione e muratura in attesa del trasferimento. La bara viene adagiata all'interno di un loculo e poi chiusa con una lapide removibile. Sul delicato problema sorto in seno all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Manganella e che mai si era verificato in questi termini a Favara, interviene il portavoce locale di Nuovo Centrodestra. Michele Mondalbano, con una nota, chiede le dimissioni del primo cittadino.